Il ministro dell'Interno Lamorgese a Dolo per inaugurare il centro studi sulla criminalità organizzata. Il dossier sullo scioglimento di Eraclea è sul tavolo, dice, decideremo entro il 18 marzo e sulle modifiche al decreto Salvini e devo ancora parlare con il Premier. Regionale 2020, Italia Viva conferma lo strappo, la volontà di una corsa separata dal PD ed Arturo Lorenzoni, appello dei Dem, non fate un regalo alla Lega, e il neocandidato apre anche i 5 Stelle. Le presunte violenze sessuali in seminario di Treviso, anche le comunità dei 2 sacerdoti chiamati in causa difendono i prelati. Ritrovata a Napoli la 19enne trevigiana scomparsa da venerdì, la mamma l'ha sentita al telefono e sta bene, in queste ore i familiari la raggiungono nel capoluogo campano. Paura a Marcon, bandito armato fa eruzione in un bar, il titolare reagisce, viene colpito alla testa con il calcio della pistola, il malvivente in fuga, la vittima in ospedale. Si è scusato il rom che su Facebook aveva inviato raccapriccianti minacce al sindaco di Cadone, che dove da tempo c'è un campo nomadi abusivo. Scuse inaccettabili, dice il primo cittadino. Autobotte carica di prosecco si rovescia a Giavera del Montello, l'autista illeso, ma 33.000 litri di vino finiscono nel Piave, nel fiume sacro alla patria anche 200 litri di gasolio. La celebrazione nazionale del 1° maggio quest'anno sarà a Padova, la decisione dei vertici di CGIL, CISL e UIL, la scelta della città del Santo in quanto capitale del volontariato. Telespettatori di Antena 3, buonasera e bentrovati, l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Dunque in primo piano la visita nel veneziano del Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, e una visita importante per tornare a parlare di mafie e della pericolosità ribadita della infiltrazione, del radicamento meglio, della criminalità organizzata nel territorio soprattutto veneziano, ma non solo. Ribadito il pericolo, ovviamente inevitabili le parole anche sulla futura decisione sullo scioglimento o meno del comune di Eraclea per mafia. A Dolo per l'inaugurazione del centro studi sulla criminalità organizzata, il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese si è espressa sull'eventuale scioglimento del comune di Eraclea per infiltrazioni della camorra. La pratica adesso ce l'hanno gli uffici che stanno verificando tutto, quello che è la relazione, i vari elementi che sono emersi, dopodiché verrà portata sul mio tavolo. Già adesso ovviamente ho visto la relazione del prefetto e quindi entro marzo, il 18 di marzo c'è questa data e allora verificheremo. C'è sempre una prima volta, ha aggiunto il ministro, e se si dovesse verificare sarebbe un modo per sanificare un territorio. Sulle annunciate modifiche al decreto sicurezza poi Lamorgese non si è sbilanciata. Ancora non ho parlato neanche con il Presidente, quindi no. Poi vedremo con la maggioranza quello che saranno le modifiche da apportare. Durante l'inaugurazione del centro studi, il procuratore Cherchi ha evidenziato la pesante carenza di organico di magistrati in Veneto. Io ho sentito con attenzione quello che ha detto il procuratore, ho anche detto che il provvedimento che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri giovedì scorso ha previsto un aumento degli organici in generale, quindi sicuramente nell'ambito della redistribuzione sicuramente verrà tenuto conto anche della situazione organico del Veneto. La politica adesso per Arturo Lorenzoni, candidato governatore del centro-sinistra. Allora la priorità è compattare questo centro-sinistra. Allora i primi appelli sono al Movimento 5 Stelle, un'apertura al Movimento 5 Stelle e ovviamente per Italia Viva, che in queste ore, come sappiamo, per volontà dei vertici vuole tentare lo strappo, la corsa solitaria alle regionali. Serve un centro-sinistra unito e attorno alla figura di Arturo Lorenzoni ci sono i presupposti perché questa unità si crei in vista delle elezioni regionali. Ne è convinto anche il segretario regionale del Partito Democratico, che però si mostra dispiaciuto nel constatare che Italia Viva non ha mai mostrato interesse per questo progetto e questo candidato, e così Lorenzoni lancia un appello per l'unità a tutte le forze del centro-sinistra che al momento sono dubbiose, a partire da Italia Viva. Io credo che sia conveniente anche proprio per le loro finalità far parte di una coalizione ampia. Quello che io mi auguro è che le vicende nazionali non condizionino il Veneto. Il sindaco di Padova, Sergio Giordani, intanto giudica una buona notizia la candidatura del suo vice Lorenzoni. Promuove la ricerca di unità del PD e i nuovi progetti che Lorenzoni porterà avanti. Quanto agli equilibri interni, alla giunta padovana e la necessità di trovare un sostituto vice sindaco, sembra non ci sia fretta. Dividersi avrebbe senso solo
solo per seguire le politiche nazionali, che seguono priorità diverse da quelle per il Veneto, col rischio, sostiene Lorenzoni, che dividersi favorirebbe Zaia. Certamente, ma io sono confidente che la proposta che noi andiamo a fare a tutto il mondo democratico sia una proposta fortissima, indipendentemente da quello che succederà. È chiaro che l'auspicio è quello di poter lavorare insieme, anche perché quando confrontiamo i contenuti vedo che le tematiche sono le stesse di interesse. Quanto al Movimento 5 Stelle, Lorenzoni lancia un appello anche a loro, pur se la decisione di un proprio candidato sembra la più probabile. Porte aperte ai 5 Stelle, purtroppo nelle loro dinamiche interne sembra vogliono andare da soli. Mi dispiace molto, perché i temi, le stelle del movimento credo siano ben rappresentate anche dal movimento che abbiamo avviato e anche dalla mia persona, dalla mia storia personale. Le porte sono sempre aperte al movimento. Sulle frange di dissenso interno al PD, di chi non vuole convergere sulla sua candidatura, invece, Lorenzoni è convinto che non si tratti di una questione personale. Le perplessità siano più sul metodo con cui si è arrivati alla candidatura piuttosto che sulla mia persona. Quindi l'auspicio, e devo dire che alcuni dei messaggi che ho ricevuto in questi giorni mi fanno pensare in questa direzione, è quello che comunque adesso ci si ricompatta tutti, si lavora insieme. Dunque l'avete sentito, l'appello di Arturo Lorenzoni a Italia Viva, come c'è stato quello del segretario regionale dei Dem, Alessandro Luigi Bisato. In sostanza il tema è appunto così: fate un regalo alla Lega, ma nonostante questi appelli la posizione di Italia Viva sembra già delineata, non ci sarà un passo indietro, almeno secondo Ettore Rosato, che abbiamo raggiunto al telefono in queste ore. Sentite le sue parole. Le forze di sinistra hanno fatto la loro scelta su un candidato che non è il nostro candidato, riteniamo con un'area più ampia, a partire dalla collaborazione forte e stretta con Più Europa e con Azione di Carlo Calenda, di costruire un'alternativa seria, riformista, effettivamente riformista, che possa costruire un polo che attragga un po' di moderati, un po' di elettori che non vogliono più riconoscersi nel governo di Zaia e che comunque non vogliono votare per la sinistra. Dialogherete con Lorenzoni? Noi dialoghiamo con tutti, però credo che ci sia una strada che abbiamo ormai già imboccato. I tempi quali saranno per un vostro candidato? Brevi, le elezioni sono tra qualche mese. La cronaca adesso continua a far discutere la vicenda delle presunte violenze sessuali al seminario vescovile di Treviso, denunciate da un professore padovano, ex assessore a Galliera Veneta. La presa di posizione della diocesi è dei giorni scorsi, appunto molto dura. Uno degli stessi sacerdoti chiamati in causa si è difeso durante la messa di ieri nel Padovano, e poi ci sono anche le comunità che difendono i due sacerdoti. Presunti abusi sessuali all'interno del seminario vescovile di Treviso. Dopo le accuse dell'ex seminarista Gianbruno Cecchin, che ha raccontato di essere stato vittima di violenze 30 anni fa da parte di due sacerdoti, la questione diventa sempre più scottante, tanto che la denuncia dell'uomo, professore di filosofia ed ex assessore a Galliera Veneta, il deposito in procura della quale era stato annunciato per oggi, slitta di qualche giorno. Alla luce di quanto emerso, infatti, ci sarebbero, a detta della vittima dei presunti abusi, delle integrazioni da fare. Nel frattempo, uno dei due sacerdoti accusati, Don Livio Buso, attuale parroco a San Martino di Lupari e per tanti anni parroco a Paese, ha scelto di parlare apertamente alla sua comunità e l'ha fatto durante la messa domenicale. Vi assicuro, in coscienza di fronte a Dio, che quanto dichiarato è privo di fondamento, ha detto ai fedeli, aggiungendo: pur in un indescrivibile dolore nel profondo del cuore sono sereno. E Don Livio, oltre a raccontare la sua verità ai parrocchiani, è determinato a difendersi non solo dal pulpito ma anche in tribunale, manifestando l'intenzione di procedere con un esposto per calunnia e diffamazione. E la comunità gli sta manifestando solidarietà ed appoggio. Io penso che Don Livio sia una persona assolutamente affidabile, una persona responsabile, non credo assolutamente che queste accuse siano fondate. Secondo me sono delle notizie un po' così, un po' improntate. Io non credo, per la persona, per quel poco che lo conosco, mi sembra una cosa infondata. Abbiamo rinnovato la nostra stima nei suoi confronti, il nostro pieno appoggio, e quindi
speriamo che finisca in tempi brevi per lui, per la sua famiglia. Mi sembra una brava persona, sta facendo parecchio per il paese, insomma. Ecco. Conoscendo Don Livio mi sembra veramente difficile che come persona possa agire nascondendo un segreto così pesante. Profondamente scosso ed amareggiato anche il parroco del Veneto orientale chiamato in causa dall'ex seminarista. Al momento preferisce il silenzio in pubblico, confidandosi con i più stretti collaboratori per ribadire la propria innocenza. È un errore, dice il sacrestano della parrocchia, un'accusa infondata che finisce per gettare fango su tutti coloro che frequentano la chiesa. E adesso l'incubo finito per la famiglia trevigiana, la famiglia della 19enne che era scomparsa da venerdì scorso. È stata ritrovata sana e salva nella notte la 19enne di Vascondi Carbonera, Giorgia Cagnan, di cui si erano perse le tracce da venerdì, giorno di San Valentino, quando la ragazza era uscita per andare in palestra senza far più ritorno a casa e senza dare notizie di sé. Si è rivelata corretta la pista del biglietto per Napoli che, come accertato dalla polizia ferroviaria, la ragazza aveva acquistato all'edicola della stazione dei treni di Treviso e poi regolarmente obliterato. Le telecamere di videosorveglianza della stazione delle Corriere hanno filmato la giovane e da lì la polizia ha allertato i colleghi della questura partenopea che hanno rintracciato la 19enne nella notte intorno all'1 in un parco poco lontano dalla stazione di Napoli, facendo tirare un sospiro di sollievo alla famiglia della giovane, prima tra tutti la mamma Sabrina Sbeghen che ne aveva denunciato la scomparsa e ai tanti che anche via social si erano mobilitati per ritrovare la ragazza. Per un incubo che finisce, uno che continua, quello che sta vivendo la famiglia di Charles Yume Nana, l'altro giovanissimo svanito nel nulla in queste ore dalla Marca. Charles, 17 anni, è scomparso da Orsago, anche lui venerdì quando sarebbe salito su un treno in direzione Venezia. L'ipotesi è quella di un allontanamento volontario, anche se il ragazzo, che a differenza di Giorgia è minorenne, non aveva mai compiuto gesti di questo genere. Charles ha lasciato il telefono a casa e di ritorno da scuola è sparito. Il padre ha presentato denuncia ai carabinieri di Cordignano. A Marcona adesso gli attimi di paura vissuti in un bar con un bandito armato che ha picchiato il titolare. I gestori sono proprio di fronte al municipio, ho avuto modo di intravederli stamattina, anche se erano presi ovviamente in una discussione importante assieme alle forze dell'ordine, li andrò a trovare nei prossimi giorni. Una rapina a mano armata di prima mattina in un bar nel cuore del paese, ad appena pochi metri dalla sede del comune. Sono fatti rarissimi e che per questo generano una profonda sensazione in comunità tranquille come quella di Marcon. Dentro questo locale di piazza del municipio, ora chiuso, poco prima delle 6 si sono vissuti attimi di terrore. Il rapinatore è entrato col volto nascosto da un cappuccio e una pistola in mano. Il barista, un 32enne di origine cinese, che ha tentato di opporsi, è stato colpito in testa col calcio della pistola ed è stato poi trasportato dal 118 all'ospedale di Mestre. Il malvivente ha preso tutto il denaro disponibile, circa 400 euro, dileguandosi. Sono decisamente preoccupato, anche perché è una dinamica assolutamente particolare, non ci si aspetta insomma un furto o una rapina a mano armata alle 5:30 di mattina e questo lascia anche un pochino perplessi tutti. In che senso? Nel senso che alle 5:30, come tutti possono immaginare, le casse di un'attività commerciale sono vuote, quindi mi viene da pensare che la persona non fosse neanche un esperto in materia. Da Dolo, dove ha seguito l'inaugurazione del centro di documentazione e d'inchiesta sulla criminalità organizzata con il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, l'ex sindaco Andrea Follini invita però a non creare allarmismi. Credo che insomma bisogna porre attenzione anche alla misura nella quale queste vicende succedono nei territori confinanti a Venezia, Marcon in questo caso, e quindi dare anche il giusto peso a quanto è successo. Fanno ben sperare le parole del ministro di stamattina, dice che ci sarà un aumento anche nelle stazioni dei carabinieri di personale, credo che questa sia la cosa principale, insomma la buona notizia di stamattina. Marcon non è improvvisamente diventato un paese meno sicuro, si tratta però di episodi che non vanno sottovalutati. L'attenzione va tenuta sempre alta, va tenuta alta sia a livello di cittadinanza, con un passaparola attento, con un spirito critico, ma soprattutto anche cercando come amministrazione di aiutare a dare i giusti strumenti ai nostri cittadini per potersi difendere. Un'altra violenta rapina, stavolta però i carabinieri di Schio sono riusciti a individuare i responsabili.
Le accuse sono pesanti, rapina e sequestro di persona. A finire in manette sono 2 cittadini stranieri di 33 anni uno e 20 l'altro, rispettivamente originari della Serbia e della Moldavia. Denunciato ha invece un altro moldavo che però all'epoca dei fatti era ancora minorenne. Vittime del pestaggio 2 cittadini stranieri. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Schio, il terzetto aveva fatto amicizia con 2 cittadini stranieri in un locale di Sant'Orso. Si erano offerti di accompagnarli in auto a prendere le sigarette ad un distributore, ma al momento di raggiungerlo l'auto si infilava in una via buia. I 2 venivano accerchiati, picchiati e derubati di portafogli e braccialetto per un ammontare di 180 euro. Le vittime venivano poi lasciate a terra esanimi. A trovarli e soccorrerli solo più tardi è stato un camionista che ha chiamato il 118. La descrizione dei criminali fornita dalle vittime e dagli amici che si trovavano nel locale, oltre alle immagini delle telecamere di videosorveglianza pubblica e privata, ha consentito di individuare il veicolo e le persone a bordo, soggetti peraltro già noti, e ad arrestarli. Si è scusato proprio in queste ore il cittadino rom che su Facebook aveva inviato gravi minacce, raccapriccianti minacce al sindaco di Cadoneghe, dove da tempo c'è un campo nomadi abusivo, ma per il primo cittadino sono scuse inaccettabili. Sono esterrefatto, tanto quanto l'altro giorno ho letto queste minacce. Le scuse io prendo atto, ma non posso assolutamente accettarle. Quell'attacco, quelle minacce non sono rivolte a me solo in quanto sindaco, ma a una comunità intera che chiede legalità. A questo sindaco bisogna mozzargli le mani e i piedi, così non si muove più. È la minaccia indirizzata con un messaggio su Facebook al sindaco Marco Schiesaro, che ha denunciato l'autore del post, un componente di una comunità Sinti e Rom stanziata in un campo di sosta che il comune vorrebbe sgomberare ritenendolo abusivo. Oggi le scuse del nomade che Schiesaro ha denunciato ai carabinieri non per paura, dice, ma per il fatto che è stata presa di mira l'istituzione. Il campo nomadi di Via Frattina, alle porte del paese, è da tempo al centro di un braccio di ferro con l'amministrazione, in particolare per la situazione di sporcizia e degrado delle aree agricole vicine, che verrebbero utilizzate come discariche. Nei giorni scorsi un'associazione di rappresentanza dei Rom aveva promosso un sit-in di fronte al municipio e in quell'occasione c'era stato un confronto pacifico con il sindaco. Io ho dato tempo a loro fino alla fine di marzo per poter trovare una soluzione. Ci potrebbe essere ancora qualche giorno di pazienza se vedo che loro si fanno parte diligente, parte attiva per trovare una soluzione. Se vedo invece che cercano di prendermi in giro e prendere in giro la nostra comunità fregandosene della legalità e della legge, allora no, il mio atteggiamento cambierà. Pochi istanti di pubblicità, torniamo subito. Rieccoci in studio in diretta al telegiornale del Veneto. Ripartiamo dai sindacati perché quest'anno CGIL e CISL e UIL hanno deciso di celebrare il 1° maggio con la manifestazione sindacale nazionale nella città di Padova. Lo hanno deciso le segreterie unitarie riunite con i rispettivi segretari generali Maurizio Landini, Anna Maria Furlan e Carmelo Barbagallo. Per il prossimo 1° maggio abbiamo pensato di lanciare l'idea di Padova, che è stata definita la città del volontariato. Ha confermato Barbagallo, spiegando che le motivazioni e quindi lo slogan saranno dettagliate in base agli esiti del confronto con il governo in questi giorni. Intanto sul fronte sindacale, da registrare la protesta e la manifestazione dei lavoratori della Nostra Famiglia, associazione che si occupa di cura e riabilitazione dei minori disabili in tutta Italia. In Veneto coinvolti 450 dipendenti, sentiamo perché oggi hanno protestato. C'è un passaggio dalle 36 alle 38 ore lavorative e una decurtazione economica per i nuovi assunti del 25% circa, quindi significa un 150 euro in meno al mese. Mobilitazione dei lavoratori della Nostra Famiglia per la decisione dell'associazione di voler applicare ai dipendenti un diverso contratto di lavoro. Siamo qui per protestare rispetto a una decisione che riteniamo irricevibile e scandalosa per quanto riguarda la Nostra Famiglia in tutta Italia, in particolar modo in Veneto, che coinvolge 450 lavoratori circa e lavoratrici. Si tratta di personale qualificato che opera a sostegno di bambini con disabilità in strutture private convenzionate ma a condizioni contrattuali diverse dal pubblico. Noi col pubblico abbiamo una differenza dai 200 anche ai 300 euro, dipende appunto dalle categorie. Ed è una differenza notevole perché comunque siamo
abbiamo la stessa preparazione, siamo laureati, siamo comunque sottoposti a formazione. Siamo consapevoli della difficoltà economica in cui si trova l'associazione con la regione che non adegua le tariffe, ma non crediamo di doverla pagare noi con i nostri stipendi. In attesa della decisione del CDA della nostra famiglia, CGIL, CISL e UIL hanno chiesto una convocazione in regione. I lavoratori temono anche che la nuova situazione abbia ricadute sulla qualità e continuità delle cure. Che da 36 ore passiamo a 38 ore e vediamo un bambino ogni 45 minuti, parlo per i terapisti, e i gruppi educativi hanno dei gruppi di bambini anche da 8-10 e devono garantire la cura, la stessa cura che garantiscono a questi regimi. Di nuovo la cronaca, un incidente singolare, fortunatamente parliamo di un incidente che non ha avuto conseguenze sull'autista dell'autobotte che questa mattina stava transitando lungo la panoramica Ciano del Montello. L'autobotte si è ribaltata e nel Piave sono finiti decine di ettolitri di prosecco. Avrebbe schivato un'auto che transitava in senso contrario, finendo ruote all'aria ma soprattutto sversando tutto il carico di prosecco sul Piave. Questa è la dinamica dell'incidente accaduto poco prima di mezzogiorno lungo la panoramica all'altezza di Ciano del Montello. L'autobotte si stava dirigendo da Nervesa verso Crocetta, quando all'altezza di una semicurva è uscita con le ruote di destra dall'asfalto. Il conducente ha tentato inutilmente di tenere il mezzo in strada, che invece ha prima divelto per una decina di metri la siepe di confine di un'azienda agricola, abbattendo successivamente degli alberi che ha trovato lungo la sua traiettoria, per poi capovolgersi fermando la sua corsa a pochi metri dal magazzino macchinari. A quel punto dalla cisterna, che poteva caricare oltre 33.000 litri, è iniziato ad uscire tutto il carico di prosecco, un fiume di vino che è finito sul Piave, con il prosecco anche 200 litri di gasolio dal serbatoio. Una miscela che i vigili del fuoco, giunti da Conegliano, hanno cercato di tamponare con delle panne assorbenti. Illeso il conducente, un 60enne di San Biagio di Callalta, negativo all'alcol test, che non ha potuto far altro che chiamare i soccorsi, mentre sul posto, oltre all'ARPA, sono giunti i carabinieri per i rilievi. Danni ingenti sia per il mezzo che per l'azienda agricola, mentre nessun problema per il traffico in transito, che ha subito qualche rallentamento quando la gru dei vigili del fuoco ha provveduto al recupero del mezzo. Restiamo nella Marca però per parlare di noi, dell'informazione di Antenna 3, sempre più aggiornati, sempre più informati voi con le notizie del territorio, perché il TG di Treviso di Antenna 3 si fa in 7 e dal 1° marzo andrà in onda anche la domenica in diretta la cronaca, la politica, gli eventi, le manifestazioni, lo sport. Vi racconteremo insomma tutto ciò che accade nella Marca anche la domenica, e quindi domenica sera puntuali come sempre alle 19:30 per il TG di Treviso a partire dal 1° marzo, domenica 1° marzo. Siamo alla programmazione di questa sera, allora 20:10 dopo il telegiornale di Treviso, puntata da non perdere perché avremo con noi, Ferdinando Avarino avrà al suo fianco un ospite importante perché è il candidato governatore del centrosinistra Arturo Lorenzoni, una parte del centrosinistra ovviamente, ma la parte più importante per adesso, insomma, che ha riuscito a compattare quantomeno il PD, i Verdi, una parte sicuramente consistente del centrosinistra, sapendo appunto e vedendo poi quello che potrà accadere nei prossimi giorni con Italia Viva, se ci sarà un passo indietro, anche se pare che non ci sarà. Quindi Arturo Lorenzoni a 20:10 e poi alle 21:15 con Ring, il talk show del lunedì, la politica alle corti, ovviamente anche in questo caso le regionali 2020 sotto riflettori, ma non solo. Ne parleremo con Simone Borile del Movimento 5 Stelle, Gian Antonio Darè, europarlamentare della Lega, Vincenzo Forte di Fratelli d'Italia, Giovanni Tonella del Partito Democratico. Alle 22:30 ospite anche Gianbruno Cecchin, il docente, il professore che in questi giorni ha sollevato il caso scottante delle presunte violenze sessuali nel seminario vescovile di Treviso. Puntata dunque da non perdere, quella di Ring. Adesso invece vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Cala un po' la pressione atmosferica, ma il tempo si mantiene tutto sommato buono. Il dettaglio di martedì 18 febbraio. Sul Veneto avremo molte nubi al mattino con cielo spesso coperto, non si esclude anche qualche locale riduzione della visibilità sulle pianure. Dal pomeriggio rasserenamento con sole via via prevalente.
Temperature minime tra 3 e 6 gradi, massime in lieve aumento fino a 15 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove sarà nuvoloso in mattinata anche con qualche goccia di pioggia, ma anche in questo caso migliorerà entro la serata. Temperature minime tra 6 e 7 gradi, massime invece tra 13 e 14 gradi. Poche novità sul Trentino Alto Adige, sole prevalente con poche nubi a carattere sparso un po' su tutti i settori. Temperature minime fino a meno 3 gradi, massime in aumento sui 14-15 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci.